No, I'm not a writer. Questa è la colazione in riva al mare, livello pro, cazzo. Ultra livello pro. La mia sala cucina per la colazione. Palle. È in acqua quello? Sì, che voglia. Il primo mattina. Dai, mica vai in acqua quello lì. Non vai in acqua te. Vai in acqua anche tu. Ciao cane. Buongiorno. Ti piace questo giardino? È un bel giardino. Sì, è un bel giardino. Eccoci qua, tra i strafanti e la GoPro arrivati c'è il supporto roteante che gira a 360 gradi. Guarda, possiamo inquadrare anche cane pericoloso che guarda fuori. Vero cane pericoloso che guardi fuori? Cosa guardi fuori? È figata, cavolo! E così posso fare avanti e indietro senza staccare 1000 volte. Adesso sto andando in Brussa a cena con degli amici, andiamo a cenare nel bosco. Cazzo, ho finito di lavorare alle 7:15, porca di quella troia. Sono andato in Monaco, in un altro paese, a mandare una lettera a un avvocato per gli SKY che avanzo dall'ex proprietario. Una bella fracca di bomboloni, ma arriveranno il giorno di San Cavolo. 32 ottobre per la precisione, da noi si chiama il giorno di San Cazzo, dopo ogni posto ha il suo santo, vero cane? E via, dai, sono senza acqua, ma tanto la faccio su in Russia. Che altro è arrivato? Vabbè, te l'anticipo. Ho preso una striscia LED col telecomando che puoi cambiare i colori e tutto quanto. Me la metto in mansarda dove c'è il binario per le tende, che io non metterò le tende in mansarda. E là dove c'è il binario ci metto sta striscia LED, fantastico, bello. Non vedo l'ora di montarla, arrivare è arrivata. Mi sei felice che andiamo in giro, amore bello? Amore mio di me, Andiamo a fare i giri io e te, in sbrindolo come sempre, sì. Ti porto dove siamo andati in Brussa l'altra volta. No, ti do fastidio che parlo, vuoi andare via? Cioè io ti racconto dove andiamo e tu ti metti là e ti metti a dormire. Oh, siamo mica sposati. Allora, tra le 1000 news, perché ogni giorno è una news, è buono così, non ci si annoia. Tra le 1000 news c'è che in teoria potrei avere l'appuntamento per
cambiare la termocopia del frigo, così posso avere anche il cibo fresco e le bibite fresche, mettere la serratura esterna, che così mi sento più sicuro quando lo chiudo da fuori e vado via senza chiudere per dentro, no? E l'altra robetta che, ah sì, io sotto il piatto doccia sento tipo dell'acqua, no? Come rumori, e in effetti quando ho la pompa dell'acqua attaccata fuori dal camper sgocciola, no? Ti perderà tipo mezzo litro abbondante in una giornata quando dimentichi la pompa dell'acqua accesa. Adesso che ho la pompa nuova e silenziosa la lascio sempre accesa perché me ne dimentico sempre, così dormo là il giorno prima. No, giovedì questo l'elettrauto per montare la nuova autoradio, quella ultra mega sborona professional V-Power. Bene bene, allora lì glielo lascio la mattina, lascio il cane pericoloso nell'ex casa, troverò il modo di isolarla in qualche modo perché in giardino si prende l'allergia, la terrò dentro in casa, studierò come fare e gli porto lì il camper alla mattina, vado al lavoro a piedi, poi alla sera me lo riprendo e via con l'autoradio nuova, yeah. Eccoci qua nei panorami, vero Emi? Guarda che panorami, mezzo ai campi, la seminatura, vedi? Ah, che bello, a noi piace, vero Emi? Stanno usando la situazione dalla bocchetta dell'aria del camper, siamo cani intelligenti noi, forse anche pusso, no, ma meglio così perché mi fanno conoscere una zingara nuova stasera, no? Però cioè, io credo che ci sia questa necessità di risvegliare certi istinti primordiali, no? Quindi il saluto ancestrale di due che si incontrano e si annusano, vero Emmy? Cioè, tu mi insegni, no? Che vi hanno usato il culo ogni volta, tu e gli altri bau, no? E allora così, cioè piacere Yuri, capito? Perché sennò non si va più indietro,